Una struttura luminosa, colorata e dotata di ogni comfort dove poter partorire il proprio bambino seguendo i ritmi dettati dalla natura. È l'obiettivo della casa maternità, presentata in conferenza stampa martedì 3 dicembre dall'associazione L'Albero della Vita. Nasce qui a Sora la prima casa maternità del Sud Lazio e è una realtà dove le donne possono essere accompagnate dalla propria ostetrica per tutto il percorso che riguarda la gravidanza, quindi per tutti e 9 mesi, e poi possono scegliere di partorire con la stessa ostetrica in questo luogo che è una casa maternità. La casa maternità è una struttura extraospedaliera non medicalizzata in cui ostetriche qualificate e altre figure professionali accolgono le coppie con corsi e attività per accompagnarle durante la gravidanza, assistere il parto, sostenere l'allattamento e promuovere una genitorialità consapevole anche nei primi anni di vita del bambino. Casa maternità è uguale parto extraospedaliero, quindi è un parto totalmente naturale dove non si utilizzano farmaci, non si accelerano i tempi, ma c'è il pieno rispetto dei tempi della mamma e del bambino, quindi si rispetta al pieno la naturalità del parto stesso. Non esiste separazione mamma e bambino e la donna viene accompagnata per tutto il percorso del travaglio, del parto e poi per i primi giorni di vita del bambino ci rechiamo a casa per assicurarci che tutto l'allattamento, quindi tutto il percorso dell'allattamento vada a buon fine. Seguiamo la donna anche per i primi anni di vita del bambino attraverso corsi di vario genere che riguardano proprio la crescita ed il benessere della famiglia, del bambino e del nucleo familiare in sé attraverso sostegno alla genitorialità, quindi corsi che riguardano lo svezzamento, corsi che riguardano lo spannolinamento, corsi che riguardano l'inserimento al nido. Abbiamo anche altre figure professionali che ci aiutano nel sostegno del benessere della mamma in gravidanza e del bambino, come ad esempio l'osteopatia sia in gravidanza che pediatrica, grazie alla nostra collaboratrice Monica Genniti, osteopata esperta sia in gravidanza che in pediatria. Alla presentazione della casa maternità hanno voluto partecipare delle mamme che hanno raccontato la loro esperienza del parto in casa, i motivi della scelta, le emozioni e le paure vissute. E partorire in casa perché in casa hai la possibilità che i tuoi tempi, i tempi del bimbo vengano più rispettati, mentre invece in ospedale non per colpa di nessuno, ma ci sono protocolli e regole che bisogna seguire, quindi molte volte non coincidono con i tempi della mamma e del bimbo. Biancadele è nata in casa per una nostra scelta, perché non volevamo il parto medicalizzato. Noi abbiamo seguito praticamente tutti i 9 mesi, abbiamo fatto un percorso insieme alla nostra zia cicogna, la nostra ostetrica Simona, e ci ha seguito per tutti i 9 mesi fino al giorno del parto. Lei è nata a Roma in casa, in acqua, ed è stato il momento più bello della nostra vita perché è arrivata, vabbè, Biancadele, il nostro amore. Lo rifarei altre 1000 volte e ricordo che dopo aver partorito proprio, ma nemmeno 10 minuti dopo, la mia voglia di avere un altro bambino è stata fortissima. Non abbiamo subito nessun trauma, nessun niente, è stato più naturale possibile. L'associazione L'Albero della Vita vi aspetta sabato 7 dicembre dalle ore 15 in via Barca San Domenico a Sora per la cerimonia di inaugurazione. Sabato 7 dicembre ci sarà l'inaugurazione della prima casa maternità della nostra zona e quindi invitiamo tutte le mamme e tutte le coppie che sono in attesa di un bimbo, ma anche le coppie che hanno già bimbi, di venirci a trovare e visitare la nostra realtà.